Abbiamo voluto creare un ambiente in cui la letteratura tornasse a essere storia. È arrivato a Caltanissetta, il Festival della Strada degli Scrittori. Questo è il weekend dedicato a Rosso Maria di San Secondo. Tanti gli appuntamenti culturali, cene, talk, mostre, esibizioni artistiche. La manifestazione coinvolge non solo il comune e la Proloco incaricata dell'organizzazione della tappa, ma anche giovani, associazioni, artisti, scuole. Tutti partecipi e protagonisti di questo lungo weekend sansecondiano, quinta tappa organizzata dal distretto turistico Valle dei Templi e dalla Strada degli Scrittori col patrocinio della Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana. In questo momento la celebrazione di quella che è la grande produzione letteraria di quei poeti che nell'asse proprio lungo l'asse della 640 che va da Porto Empedocle a Caltanissetta si distingue in maniera particolare per possenza di natura culturale, quindi con i Camilleri, Pirandello, Tommasi di Lampedusa, Russello, per arrivare poi al nostro Rosso di San Secondo. Un percorso all'interno del quale naturalmente attraverso la riproposizione culturale dei siti che hanno visto i natali di questi grandissimi letterati italiani e non solo della nostra terra permettono di rivivere quella che è in maniera particolare l'identità siciliana. Il Festival della Strada degli Scrittori si sposterà dopo domenica a Palma di Montechiaro per la tappa dedicata a Giuseppe Tomasi di Lampedusa, che si preannuncia ricca di storie e di fascino, come le pagine del Gattopardo.